Capo della Guerra l'ho fermato e gli ho detto adesso tu hai fregato i soldi a un turista e aspetti, adesso io chiamo i carabinieri e tu rimani qua. Ha cominciato a dimenarsi e a un certo momento mi ha dato un pugno. Franco Dei Rossi fa parte dei cittadini non distratti e l'aver bloccato un uomo che aveva appena derubato un turista gli è costato un pugno in testa di cui porta ancora i segni. Il fermato, poi consegnato ai carabinieri, fa parte di quel foltissimo gruppo di venditori abusivi di paccottiglia e di grano per piccioni, generalmente bengalesi, che a decine calano in piazza San Marco, abbordando turisti che pensano di cavarsela con pochi spiccioli. I turisti magari si danno 2-3 euro, no, abbiamo dato parecchio grano, dovete darci 10 euro minimo. Poi anche 20 euro e addirittura quando i turisti tirano fuori dal portafoglio i soldi, qualcuno di loro prende i 50 euro dal portafoglio e scappa via. E è successo parecchie volte sta roba qua. Questo è ciò che succede praticamente ogni giorno in piazza San Marco, nel cuore di Venezia. E quando non si arriva all'estremo del furto, la richiesta di denaro viene condotta con un'insistenza che può sfociare anche nell'intimidazione, accerchiando in gruppo il o i malcapitati di turno che a quel punto preferiscono tirare fuori i soldi. È capitato di vedere qualche risa o comunque un turista che ha detto io non voglio pagare. Sì, parecchi, mi sono venuti anche in negozio, tanti, scappando, avendo paura, chiedendomi aiuto o chiedendo di chiamare la polizia. Anch'io ho avuto da discorrere con loro. Ti dicono stai zitto, ti uccido, ti accoltello. L'esperienza di questo commerciante non è isolata. In mezzo alla piazza troviamo un fotografo ufficiale di fotoricordo. Il mio collega, che oggi non c'è, è stato addirittura aggredito da una decina di loro con ombrellati in testa, eccetera. Per quale motivo? Per il motivo che lui insomma, li ha ripresi e li ha corso dietro, alla fine loro si sono ribellati, in 10-15, lo hanno massacrato di botte, è andato anche in ospedale, al civile. Quando è successo? È successo 2 anni fa. Per un motivo o per l'altro, le aggressioni a Venezia, anche nel cuore di Venezia, si tratti di Rialto o San Marco, sono sempre più frequenti. Si tratti di stranieri o di italiani, di malviventi o di persone in stato d'alterazione alcolica, oppure ancora baby gang. Lorenzo Greco è un altro volontario dei cittadini non distratti. Un mio amico è stato oggetto appunto di un'aggressione da parte di 4 ragazzi, erano con delle bottiglie e ha preso delle bottigliate il mio amico, per fortuna è abbastanza anche ben messo fisicamente, è riuscito a svincolarsi e scappare, era insieme con la ragazza, la sua fidanzata.